Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto, torna anche il sabato la voce del Friuli con l'approfondimento da Udine, Francesco Greco già inquadrato alla mia sinistra o alla vostra destra in base ai teleschermi per parlare di Fare Verde, perché ci eravamo visti 15 giorni fa Greco con le iniziative che insomma hanno dato molti risultati positivi sul campo, no? Sicuramente abbiamo trovato un mare di plastica e di polistirolo. La plastica a Sistiana, il polistirolo a Marano Lagunare. Il mare d'inverno, quarta edizione in Friuli Venezia Giulia, 28esima edizione a livello nazionale, prima edizione nel Triestino. E francamente le sorprese sono state veramente tante, più o meno in linea con i rifiuti trovati su tutti i litorali nazionali, ma qui in particolare le retine, guarda caso a Sistiana dove c'è una produzione di mitilicoltura, il polistirolo dalle vaschette di pesce a Marano Lagunare dove ci sono delle grossisti di pesce, quindi una lavorazione del pesce che poi ahimè volano nel mare e ci lasciano i loro ricordini. A Marano Lagunare anche tantissime centinaia di mozziconi di sigarette là sulla spiaggetta centrale o immediatamente a ridosso. Ecco, la cosa importante, l'abbiamo sottolineato più volte anche attraverso gli altri interventi, è che il vostro è una vostra associazione di volontariato, dunque opera senza scopo di lucro, però quando ci sono questi appuntamenti purtroppo emergono ai noi le verità, le realtà dei fatti, no? Dove si trova un po' di tutto e di più. Purtroppo anche il Friuli Venezia Giulia fa parte dell'Italia sotto questo punto di vista, nel senso che anche noi ci stiamo abituando a non rispettare l'ambiente con i rifiuti insomma scaricati dove capita, senza renderci conto di quello che stiamo combinando, no? Sicuramente la testimonianza è uno pneumatico da autovettura a Marano Lagunare, un cerchione a Sistiana, altri oggetti vari. Le bottiglie ormai sono di plastica abbandonate, sono in ogni dove, non c'è distinzione territoriale, i tappi da bottiglia, quindi in generale gli imballaggi plastici, ferri abbandonati, catrame e oggettistica varia in plastica. È uno dei motivi per il quale noi presenteremo un report di tutta l'iniziativa al Ministro dell'Ambiente Costa e chiederemo a lui di cambiare un po' la legislazione nazionale. In che senso? Nel 1992 in Germania con la legge Tepfel il Ministro dell'Economia impose al sistema produttivo l'immissione sul mercato solamente di imballaggi di due tipi di plastica, PET e PVC, in maniera tale che potessero essere riutilizzati e riciclati. Guarda caso, a distanza di 40 anni, 35-40 anni, il Corebra, che è il consorzio per il riciclaggio della plastica, ci dice che su 100 kg di plastica raccolta differenziatamente, grazie agli italiani che si impegnano, il 40% non può essere riutilizzato e quindi va buttato o negli inceneritori o in discarica. Perché? Perché ci sono troppe tipologie di plastica immessa sul mercato e quindi non è facile procedere al riciclaggio. E di qui la necessità di andare a semplificare le categorie degli imballaggi per far sì di avere un facile riutilizzo, un facile riciclaggio della plastica e soprattutto dei materiali biodegradabili. Chiaro. Senta, Greco, la cosa importante da sottolineare è questa, no? Negli ultimi anni ci sono le statistiche alla mano, insomma, dove si fa il recupero, no? delle varie immondizie e via dicendo, però la cosa assurda è che aumenta il costo della bolletta all'utente finale, no? Dall'altra parte l'utente dice, va niente che io riciclo tutto quello che è possibile e poi l'immondizia mi costava meno quando si buttava tutto nello scovazzone, tanto per essere chiari, no? Come si dice in Friuli, no? Da scovazis e via, no? Ecco, secondo lei dove sta l'inghippo in tutto? Innanzitutto sul metodo con cui vengono fatti gli appalti pubblici. Lì vanno chiariti bene quando si fa un appalto i criteri, lo svolgimento e come si debba svolgere il servizio. Quindi l'altra volta parlavamo di deburocratizzare molti passaggi tagliando dei costi.
e sicuramente poi ci sono da avviare quelle filiere virtuose. L'economia circolare cos'è? Io riesco a recuperare la plastica di qualità, te la porto, tu me la paghi e quindi abbasso il costo della Tari, la tassa rifiuti. Se andiamo anche verso una tariffa puntuale dovrebbero scendere i costi. Poi si tratta caso per caso di andare a capire e di andare a vedere. Un ringraziamento devo fare all'assessore Scoccimarro, l'assessore regionale all'ambiente Scoccimarro, che è stato con noi a Sistiana, e con lui abbiamo condiviso il progetto che si sta portando avanti per incentivare i pescatori nel recupero della plastica nelle loro reti, e anziché di gettarla in mare, perché quando loro la portano a riva dovrebbero pagare un costo in quanto rifiuti speciali e costosi, che gli venga dato un contributo per dire: bravo, nella tua rete è capitata la plastica, non la rigettare in mare, ma arrivato a riva vediamo di toglierla di mezzo negli appositi contenitori, negli appositi situazioni. Va costruito tutta questa sensibilità e soprattutto quella filiera seconda. C'è un dato: alcune pubbliche amministrazioni utilizzano per esempio la carta riciclata per il loro fabbisogno di cancelleria, l'INPS, le banche, i comuni, altri utilizzano solamente la carta vergine. Ma questo discorso vale anche per i pneumatici, sono quelli là rifatti, quindi che andrebbero incentivati. I carabinieri li utilizzano e mi dicono vadano bene, se no non li metterebbero su mezzi particolari. Molta ignoranza c'è ancora in tema, andrebbe fatta una seria formazione anche degli uffici tecnici per metterli nelle condizioni di ben poter collaborare su un territorio più vasto, e tutte queste cose messe insieme porterebbero a una riduzione dei costi. Allora, so che nell'ultimo appuntamento di Mare d'inverno avete avuto addirittura le telecamere di Striscia Notizia, no? Ci stiamo lavorando, perché in alcune località ci sono state delle riprese all'interno di servizi speciali che fa Striscia la Notizia. Ovviamente la difficoltà principale è quella di fornire del materiale idoneo ad essere trasmesso facilmente in televisione, però è un piccolo riconoscimento. Arrivati alla 28ª edizione vuol dire che abbiamo incominciato a toccare, partendo dalla pura passione del volontariato, a sensibilizzare e arrivare sulle emittenti nazionali, così come l'anno scorso eravamo passati alla TG5 e quest'anno abbiamo avuto per la seconda volta la diretta di Sky. Chiaro. Non c'è solo il mare, ma c'è anche la campagna, no? Basta fare un giro anche dalle nostre parti e sempre più spesso si trovano sacchetti di plastica gettati, e non solo sacchetti, ma anche addirittura interi sacchi, no? Di immondizie abbandonate, non solo, ma Eternit e via dicendo. Anche qui bisogna cominciare un attimo. Un dato particolare mi ha colpito: l'altro giorno a Marano Lagunare una signora ci parlava di aver trovato un televisore su un'isoletta della laguna di Marano. Questa è la pazzia pura, così come basta andare nei boschi a distanza di chilometri dal paese e si trovano i frigoriferi, televisioni ed elettrodomestici vari. Bene, proprio contro queste cattive abitudini noi in primavera andremo a svolgere Dove passano i nuovi barbari, l'iniziativa dedicata a questo, e devo dire con l'attenzione, domenica c'è stato un volontario che veniva con noi per la prima volta che ha detto: è stato un qualcosa di molto bello, perché siamo stati insieme a fare per l'ambiente, quindi una pulizia, comunità, gioia e soprattutto, se mi permettete, un rapporto particolare con il Signore. Domenica, mentre in Friuli Venezia Giulia pioveva, a Marano Lagunare faceva caldo, c'era il sole e ci ha permesso di passare davvero una bellissima giornata tutelando il territorio. Speriamo di trovare le stesse condizioni nelle altre parti del Friuli Venezia Giulia quando andremo. E noi continueremo a controllare, a visionare quello che accade, perché giustamente ricordiamoci che la terra non è un nostro diritto ma un nostro dovere, nel senso che dobbiamo trattarla con i guanti bianchi e non pensare di scaricare tutto così tanto
prima o dopo chi se ne frega, se succede fra 200 anni saremo morti eccetera. Dobbiamo lasciare un messaggio chiaro, dobbiamo dare una mano, perché ricordiamo che la Terra, Madre Natura in particolare, ci sta lanciando dei messaggi criptati o diretti, espliciti, ma che possiamo dire insomma che sono chiari e trasparenti. Chiari e trasparenti, e soprattutto ci fanno ricordare che la Terra non è nostra, ma l'abbiamo ricevuta in prestito dai nostri figli. Questa è una cosa importante. Io ringrazio Francesco Greco per la partecipazione, ripeto, continueremo a seguire Fare Verde. Per quanto riguarda la Voce del Friuli terminiamo qui la parte delle interviste in studio, adesso passo la linea agli amici dell'Aquile dal Friuli con la loro trasmissione settimanale Aquile Libere, che andrà poi a chiudere insomma il contenitore di Video Regione 1. Per quanto riguarda invece la nostra programmazione dell'informazione, domani al posto della Voce del Friuli ci sarà il settimanale L'Alpino, dunque vedremo cosa è accaduto in questa settimana, cosa ci hanno inviato le penne nere per attirare insomma l'attenzione a quello che è successo. Vi auguro buon weekend e noi torniamo come sempre lunedì, stessa rete, stessa ora. Mandi.